Antonio Narder, General Manager di SIPA, vogliamo dire in parole semplici di che cosa si occupa la vostra azienda? SIPA è un'azienda che sviluppa soluzioni di packaging prevalentemente in PET destinate all'industria alimentare, beverage e detergenza e tutta una serie di applicazioni dove si possono contenere liquidi o sostanze più o meno cremose. Allora, nell'ambito di questa industria uno dei componenti più importanti sono gli stampi. Gli stampi sono quegli dispositivi che consentono di realizzare i contenitori nella forma, nella foggia, nelle performance che meglio matchano le esigenze del cliente. Oggi il mondo dell'impresa sta cambiando, c'è sempre più attenzione al benessere del personale. In che modo si può coniugare la crescita personale del lavoratore con la necessità di produrre ad alta efficienza? SIPA nel reparto di produzione stampi si è adoperata per definire degli standard operativi nuovi in modo da realizzare un ambiente stimolante e piacevole che sia più chiaro, vivibile e ordinato, che vada anche a smitizzare quello che è lo stereotipo dell'attrezzeria o dell'industria metalmeccanica, che è un'industria sporca, che deve essere necessariamente un ambiente pericoloso. Abbiamo dimostrato che invece si può realizzare qualcosa che risponda alle esigenze di avere un ambiente più consono e rispettoso anche del rapporto che c'è tra operatori, personale e luogo di lavoro. Nello specifico SIPA in che modo sta proponendo una formula innovativa per unire questi due aspetti? SIPA ha investito e sta investendo in una completa digitalizzazione di tutti i processi, partendo da quelli che sono i processi di progettazione, ma anche quelli di manufacturing e di collaudo. Sta investendo anche in quelle che sono nuove tecnologie per realizzare questi componenti. Guardiamo ora al fronte tecnologico. Quali sono le innovazioni più importanti che avete adottato di recente e soprattutto come ci danno la misura queste innovazioni dell'evoluzione che è in corso nel vostro settore? SIPA nell'ambito di Industry 4.0 ha investito in tutta una serie di processi di digitalizzazione dei processi che parte dalla progettazione CAD fino all'esecuzione sulle macchine utensili, quindi un processo CAD-CAM, ma soprattutto anche tutta la gestione del processo produttivo, sia dal punto di vista dei tempi e delle modalità di esecuzioni, sostenuto da un modulo MES, Manufacturing Execution System, ma anche di tutti quelli che sono i controlli qualitativi durante il nostro processo, e abbiamo investito anche nell'introduzione di software quali Quality Management System, che ci consente di tracciare tutta la qualità dei nostri componenti, di sapere quando e come sono stati prodotti nell'ambito del nostro processo produttivo. Inoltre stiamo investendo anche in sistemi logistici automatici per la movimentazione di tutta la componentistica che poi va a formare l'assemblaggio, che servono per assemblare e formare i nostri stampi. Oltre a questo non ci sono solo investimenti in software e tecnologie, ma soprattutto anche stiamo investendo nella formazione del personale, nel senso che anche il personale deve essere adeguato per gestire tutte queste nuove tecnologie. Stiamo quindi formando il nostro personale con tecnologie Lean per andare a gestire il singolo posto di lavoro, ma anche tutti i processi e i flussi produttivi all'interno dello stabilimento. Parliamo ora del futuro, delle opportunità che l'azienda offre alle nuove generazioni. Un giovane che opportunità di lavoro può trovare nella vostra azienda? Allora, un giovane che si approccia al mondo industriale trova in SIPA l'opportunità di eseguire un percorso formativo dove può trovare tutte le ultime tecnologie in termini di controllo software dei processi, ma anche da un punto di vista tecnologico tutte le ultime tecnologie per asportazione di trucciolo e modalità di controllo e gestione di un flusso produttivo. Quindi un giovane può sviluppare tutte queste esperienze che resteranno nel suo bagaglio culturale. Noi speriamo
che rimanga con noi e faccia tesoro e ci aiuti nella nostra crescita, ma che poi comunque possono essere un bagaglio culturale che lui potrà utilizzare nel tutto il suo proseguo della sua vita professionale. Grazie Antonio Narder, General Manager di SIPA. Grazie a voi.